Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 6. E intanto mi scuso che la serie è ritardata, insomma sta ritardando a uscire perché è colpa mia che sono un coglione, ma vi devo dire un sacco di robe. Allora, partiamo dal fatto che questo episodio praticamente doveva essere l'episodio 15, che se non sbaglio l'ultimo è il 12, quindi 2 episodi li ho saltati. E perché li ho saltati questi 2 episodi? Ho avuto un problema con l'audio. Significa che il volume del gioco era troppo, che già nell'episodio 12 questo problema c'è, ed è per quello che è molto breve con tantissimi tagli, perché era una missione diciamo abbastanza un po' importante, non potevo tagliarla, mentre negli altri 2 episodi, quindi quello che sarebbe dovuto essere l'episodio 13 e l'episodio 14, erano missioncine così di propaganda contro Maria Marchessa. Abbiamo un pochino scoperto la storia di Bicio, vabbè, ma niente di particolarmente interessante. L'abbiamo fatta incazzare facendogli fare una figura di merda. Abbiamo attivato Radio Libertad, quindi adesso nelle stazioni radio ci sarà pure la musica appunto dei Maximas e Matanzas e queste piccole robette qua. Io in vostra assenza mi sono liberato tutto praticamente, sono andato qua, sono andato a fanculo, contraerei, bordelli, e ho fatto un paio di robe, un paio di storie iarane, tra cui una che mi ha fatto trovare Boomer, il cagnolino, guardalo che bello, guardalo lì, guardalo quanta potenza. E poi ho pure trovato quest'arco di Rambo, facendo una secondaria dove ti danno l'arco di Rambo. Era un fan di Rambo, tieni quest'arco praticamente è OP, meglio di qualunque bazooka e lanciarazzi. Praticamente è fenomenale. Allora, detto questo, in questo episodio possiamo andare avanti con la storia. Ma già che siamo qua, fatemi distruggere sta contraerea qua. Vi immaginate, raga, prendo la contraerea tipo così, cade fino a lì. Mamma mia, il panico. Allora, adesso i volumi dovrebbero essere... Guardate quanto è forte. Capisci? È OP una roba del genere. Già che a me l'arco piace. In più ho preso pure questa pistola qui, che è la 1911. L'abbiamo già potenziata col silenziatore, tutte robe, bella, buildata bene. Poi abbiamo pure la K47, che me lo sono fatto con il compensatore, in modo che si gestisce molto meglio, dato che è un'arma che ha un sacco di rinculo. E adesso ci andiamo a fare questa benedetta contraerea, così almeno possiamo spostarci. La faccio giusto perché mi trovo qua nell'area. Sembra peccato non farla adesso, che poi devo ritornarci in un secondo momento e mi secca. Perfetto, contraerea fatta. E adesso possiamo dirigerci verso la missione principale. Dobbiamo ritornare intanto al campo. Abbiamo pure una secondaria, ma se non sbaglio le cose delle sfide secondarie, insomma una roba che è poco conto. Eccoci qua, dobbiamo parlare con Talia. Talia Stami. Allora dimmi tutto. Trovo un modo per farmi incontrare Maria. Ho preparato qualcosa di molto speciale per Maria, un concerto che non dimenticherà mai. Là. Vai, vai, attenzione. Vediamo se riusciamo ad affrontarla di persona, questa Maria, che ancora non l'abbiamo vista. E dobbiamo andare a Fanculopoli. Ci spostiamo rapidamente qui, in questo posto di blocco. Allora, c'è un veicolo qua decente. No, c'è solo la moto di merda. Chiamo la mia macchina e freddiamo il buon uomo, come ogni episodio. Guardalo lì, guarda che subito viene, pronto a farsi freddare. Allora, ci pinghiamo il punto, così ce l'abbiamo segnato. Bene, di qua. Tra l'altro Boomer, se non sbaglio, sale pure in auto. Vieni qua, figliolo. Guardalo lì, guarda con quanto stile. Eccolo qua. È bello Boomer, Sicuramente meglio di Chorizo. In teoria ci sono pure delle missioni secondarie per riuscire a prendere la pantera, che sarebbe in teoria l'animale più forte. Vabbè, voglio dire, una pantera. Non so onestamente come si fa. E in più, dopo 15 episodi, anche se questo sarà il 13°, posso dirvi finalmente che ho scoperto che quando miglioriamo una pistola, per esempio, mettiamo il silenziatore in quella pistola, poi in tutte le altre pistole quel silenziatore è già sbloccato, quindi non dobbiamo ricomprarlo sempre. Sta roba è forte perché significa che già tutte le armi, una volta che vai ad acquistare le cose più forti, poi puoi cambiarle e personalizzarle un po' come vuoi. E io ho investito un cavallo, sì. Allora in teoria il punto è questo, raga, Siamo arrivati. Reporter now. Felicidades. Fuck yeah. This is Talia Benavides from Urban Garden. Coño, it's good enough. Take our stuff so we don't get shot. Let's change these clothes. Wait, aren't you? Sylvia Balboa, Garden City. Urban Garden. Can we move this along? Maria's waiting. Welcome, my beautiful foreign friend. Guardala lì. Ok, siamo in terza persona. So far to learn about Viviro, the Castillo administration's pride and joy. Let us begin. Guarda come gli fanno le foto. Ah, ti spacca la faccia appena posso. Una cura per il cancro. Vedi per cosa lo spacciano questo veleno? Dr. Edgar Reyes discovered a compound unique to Yara that slows cancer cell growth.
But it is Presidente Anton Castillo's full support that allows us to produce this all-natural drug. Come, witness a breakthrough of innovation, generosity, and true Yaren spirit. Follow me. Vediamo, seguiamola, vediamo, ci mostra questa roba, che poi in teoria sarebbe questa, vedi, guarda tutte le piantagioni qua. Però ha un bel culo, Anton ha buoni gusti. Dai, ma noi siamo tutte sporche così al naturale. Grown in our western farmlands. Our tobacco is world famous for its unique flavor. Da questa parte, siamo qui, spiegaci, come funonzia. Andiamo di qua, con quanta sinuosità si muove. Premo, porca madonna. Questo è tutto il viviro, sì, ma io non lo voglio respirare. Produced a limited amount of the compound. Sono minchiate. President Anton commissioned Yara's best minds to work with Dr. Reyes to design an all. Perché c'è Jeremy Wade lì in televisione, perdonami. Ha foglie larghe e rosse per via del fertilizzante. Puro, organico e esotico. Sì, puro, sì. Ok, dottoressa, lei che cazzo... con quanta violenza, non devo fare un cazzo. Questo pannello interattivo sarà disponibile dopo la presentazione. Nessun volontario, fa lei. Ma non ha fatto un cazzo... Ah, dovevo premerlo. Va bene. Sì, funziona, bravissimo. Da questa parte, ok, qua in teoria fa l'ultima spiegazione. Ma come si incazza qua, signorina? Guarda lì. Our finest scientists extract, refine and package the cancer-fighting tobacco compound called Yarantine. La Yarantina. Found only in Yaran tobacco. Dr. Reyes thinks Yarantine is why our cigars are so smooth. Delicious and beneficial, no? I smoke one cigar a week and it keeps me skinny and strong. It's true. Sigaro a settimana. Quindi, ok, vabbè, lei presenta questo viviro, vabbè, in sostanza lo spacciano per una cosa super benefica e naturale che cura appunto le cellule tumorali, quando in realtà invece è un veleno vero e proprio. Soldato, io prima o poi ti uccido, Un tour molto dettagliato, vero? Ah, è cagare, dai. Posso lottare in un modo incredibile nel frattempo, guardalo lì. Poi c'è il dottore. Buongiorno, dottore. Io mi faccio soltanto i cazzi di Maria, poi figurati. Che poi detta così suona anche male. Sì, ma non vi bloccate, andiamo avanti. And this ends our tour. But before we go, a surprise. Meet Dr. Edgar Reyes, the pioneer behind the Viviro. Dr. Reyes, thank you so much for making an appearance. Ah, muy bien. Okay, everyone. Enjoy the showroom and some of our finest Yaren rum. This is a preview of other Viviro products we are developing. Chewables, Pastiglie, spray nasali, supposte vaginali. Tutto a base di viviro. Hai capito cosa vogliono produrre? Dr. Reyes, we don't want to be late. Neither do we. Let's get in there. I told you to leave our weapons back here. I hope you're ready to fuck shit up. Mamma mia, fantastico. Ok, abbiamo le nostre armi. Oh, cassa dell'FND, materiali, polvere da sparo, ci fa comodo. Allora, dove vogliamo andiamo? Maria sta concedendo un'intervista con il dottor Reyes. Lì ha qualcosa da dirle. Bene, io andrei di armi furtive. Stiamo attenti perché qui ci inculano male. Uno è lì, uno è qua, l'altro è lì, un altro è qua, un altro è qua. È pieno di guardie, Stiamo molto attenti. Però questo passaggio mi sembra sicuramente meglio. Possiamo prenderlo furtivamente. Perfetto, aspetta che ci equipaggiamo i coltelli, non si sa mai. C'è uno che ci sta guardando. Oh, questo non l'avevo mica visto. Questo ora si fa i cazzi miei. Mamma mia, raga, sono allarmati ma non troppo. Con quanta mira, con quanta mira. Mamma mia, raga, non sbaglio un colpo. E abbiamo la tessera magnetica, quindi possiamo entrare qui. Attenzione. Oh, don't shoot! I'm just a scientist. Bitches, leave! Pa fuera! Get shooting! True Yarens, welcome. We have a special program for you today. Mamma mia, stiamo trasmettendo. Minister of Culture, Uncle Anton's personal whore.
You're also director to the True Yarn Academy, no? Where you fry people's brains to make sure they play nice? Like you did to me, right, Maria? What? Don't play dumb, bitch! Talia, put the gun down. She's not worth it. You attacked my home. You put your filth on my network. You have any idea the embarrassment I had to endure because of your disgusting performance? I have given everything I am to be here. You think you can take that away from me? My academy was built to save fake Yarans like you and that marimacho you spread your perversions with. And where is she? Does she not approve of you playing with guns? Oh! Come on, let's go! Mamma mia, raga, l'abbiamo freddata. Bicio, porca madonna. Get her the fuck out of here! Fuck. Colpo di scena, raga. Oh, minchia il filmato di Anton. Meno male che questo episodio si registra bene. Allo? Aia. Sa che l'abbiamo colpito bene a sto giro, eh. Mia mother is dead. Minchia, si finisce così, raga. Diego, per esempio, è sempre stato bene o male un pochino neutro su sta roba. Non gli piace quello che fa suo padre, però il fatto che abbiamo ucciso sua madre potrebbe cambiarlo, secondo me. Comunque. Oh, grado 14 saliamo. Mamma mia, raga, che super missione. Meno male che questo episodio a livello di volumi l'ho sistemato. Presenza militare intensificata. E in teoria questa zona qui non è ancora finita. Qualche altra missione dovrebbero darcela. Magari ora ci arriva qualche chiamata. Intanto usciamo da qui. È stato un brutto colpo per Anton questo, eh. Prendiamo un carro armato. Anzi no, sai che ti dico, usciamo. Però non ci sta arrivando nessuna chiamata. Eccola. Bicho, you're not having a heart attack. How do you know? We need Paolo. Paolo knows how to fix this. Paolo's in Miami by now. No, he's still here. Danny, come find me in the little mountain. Alla montagnetta ovest dell'aeroporto. Bunker, and I'll be the Mexican on top of it. Dove cazzo è sto punto? Okay, just take a breath. Beh, penso ce lo I'm on my way. pinghi ora. Ok, oggetti smarriti. Minchia, dove cazzo dobbiamo andare? Ok, dobbiamo andare qui, ma io mi faccio il viaggio rapido lì, tutta la vita. Mamma mia, però l'abbiamo proprio freddata, raga, a sangue freddo. Quasi mi dispiaceva, ti giuro. Perché ancora se non completiamo comunque i lavori per loro, non si uniranno a Libertad. Soprattutto non sappiamo dove cazzo è Paolo. Quindi dobbiamo andare subito da loro. Speriamo che in questo episodio riesca
in qualche modo a completare tutto ciò che c'è da fare qui. In caso vi velocizzo, se sono missioni stupide ve le velocizzo ovviamente, quindi almeno andiamo più veloci. Vediamo se riusciamo a concludere il capitolo dei Maximus Matanzas entro un episodio. Male che vada, lo finiamo nel prossimo. E iniziamo nell'ultima zona. Dobbiamo andare da El Tigre, Napoleon. Allora, intanto da qui si sale. Scavalca, madonna. Paolo ci ha tenuti insieme. Dani ci serve. Dobbiamo recuperare Paolo. Dove cazzo è andato? Ok, dobbiamo andare lì. Ci conviene farsi notare. Ci sono un sacco di soldati. Ti levi dal cazzo, madonna che ti freddo male. Bene. Dobbiamo andare all'aeroporto. Stava cercando di andarsene, quindi sicuramente l'avranno catturato, allora presumo. La tutelare è molto più lenta di quando di Far Cry 3, che è l'ultimo che ho giocato con voi. Per questo lo prendo come esempio. È pieno di gente qui. Perfetto, i due li freddiamo qua, le due guardie. Ce le leviamo dal cazzo. Oh, telecamera. Bene. Mamma mia. Ha fatto un mare di bordello, ma non ci hanno sentito. Minchia. No, invece mi sa di sì. C'è questa musica. Ok, ok. È finita, è finita. Provo a entrare. Paolo. Ok. Mamma mia, raga, penso di... No, è suonata l'allarme. E niente, in questi casi si va di AK. Perfetto. Dove cazzo è il buon uomo? Vadi al cazzo. Ma l'hanno rinchiuso qui. Guardali. Abbiamo la chiave, meno male. No, che cazzo ci fa lui? Bembe. Che bastardo. Colpo di scena. I'd like to think you're here to see your dear friend Bembe. But we both know you're after Paolo. Where is he? He's supposed to be on a first-class flight to Miami right now. But you sold him out. No. This was one of Ma coglione, c'era il posagenere qui a Spegnaterra. Soldados were waiting for me, Rojas. So I struck a deal. So that's when you sold him out. I traded for my freedom and kickbacks. But I'm not heartless. I will tell you where they took Che bastardo. Minchia, abbiamo un po' di freddo. È in un I'm resort. coming for you. Promises. If I were you, I'd hurry, Rojas. Paolo's not in the safest of... Madonna quanto mi stai sui coglioni. Guarda, resta a terra. Oh, ma erano qui le chiavi. Come cazzo ho fatto a entrare allora? Allora, sappiamo dov'è. È in un resort, quindi dobbiamo andarcene subito di qui. Ed è pieno di gente. Dai, via. Prendiamo l'elicottero. Tanto in teoria la zona l'abbiamo liberata da... Mamma mia i danni che fa quest'arma, incredibile. Se non lo prendo in testa non muore. Vai, via di elicottero, veloce. Questa qui spara pure missili, è bellissimo. Ok, abbiamo 3 ping. Quindi uno di questi è giusto. Tanto stiamo andando in una zona che non ho esplorato, quindi significa che potremmo incontrare una difesa aerea. Bicho, You got Paolo! You're a real young hero! shut up for a second. He's been captured. They took him to a fucking resort. A resort? What does that mean? Non lo so, ci sto andando. Is it a nice resort? Bicho, I'll call you when I have him, okay? Vabbè, quello è un po' coglione. Ecco, già vedo i resort, però io andrei... Allora, teoricamente, se uno fa la strada non in elicottero, arriverebbe da questa strada sotto di noi. Oddio, spero missili a caso. Arriverebbe dalla strada sotto, quindi il primo sarebbe quello a sinistra che andremo a vedere. Quindi io mi andrei a prendere il più lontano, che di solito è quello giusto, perché poi uno se li farebbe in fila, no? Quindi io partirei dall'ultimo. Nel frattempo il paesaggio qua è bellissimo. Guarda che bello sto elicottero, raga. Ok, vediamo se riusciamo a fare un atterraggio decente. Anzi, sti cazzi. Mi sa che l'elicottero arriva prima di me nel resort. Forse la furtività è andata a sto giro. Sta esplodendo? Quasi. Immaginate non esplode. Troppo bello per essere vero. Speriamo sia quello giusto questo, Apri il paracadute. Eccoci qua. Ok, speriamo sia il posto giusto. C'è gente. Buongiorno, buon uomo. Sei tu? No, non è Paolo. The wrong resort. Merda, non è questo quindi. Fa culo. Ma se questo qui magari ci dà qualche info, proviamo a corromperlo. Buon uomo! Quindi, che cazzo mi dici? Bastardo, non mi hai aiutato di niente, mi stava pure attaccando, bastardo. Ok, siamo nel secondo resort. Vediamo se è qui. Non vedo gente. E invece sì, davanti a noi in teoria c'è qualcuno. Sì, ma non urlare, c'è gente. Ecco, che cazzo vi ho detto. Quanta precisione.
Però non sappiamo se ancora è safe. Ma qua non c'è un cazzo, non c'è un cazzo. Vediamo se possiamo entrare in uno di questi edifici. Io lo sto chiamando in teoria, però mi sa che non c'è qui. In questi edifici non lo so se si può entrare, non penso. Che cazzo è? Forse qui? Minchia, abbiamo trovato, mi sa. Guarda. No. Merda, ragazza. I love these new phones. They're so thin. Ma... Hard progress. Yeah, I learned that from Castillo. Look at Viviro. It would have gone nowhere if I had created the outcast camps. You know, orphans like you make the best test subjects, along with the poor. Anyone on the fringe of society. That's 0.5 cc's of PG-240, what you call the poison. It's being pumped into your bloodstream. Doctor's orders. All I have to do is call. Mamma mia, raga, che pezzo di merda. Wakey, wakey, Danny. Miss me, motherfuckers. Come on, Kareem, you're safe. You're with me now. He put something in me. Oh God, he put something in me. Ma... Matthias, fucking go. Oh, okay, we meet there. È pieno di colpi di scena, porca puttana, aspetta. Mamma mia, raga, fantastico. Io sto malissimo. Mi hanno messo il telefono per come ho capito dentro. No, sto parlando. Che cazzo mi hanno messo? It was El fucking doctor. He poisoned me. Need to get it out. Okay, you need to get to my clinic on your own. Take the road north. Mamma mia, che schifo. Got it, Danny? Sto arrivando. Need a car. Ma Won't make it if I vaffanculo. walk. Danny, Sono you drogatissimo. have to get to Matthias. Ok, dobbiamo andare subito lì. Oddio! Merda, dobbiamo subito non morire. Mamma mia, che missione, raga. Mi raccomando, ragazzoli, sempre di mettere un bel mi piace al video. Supportiamo la serie, che dopo Far Cry 6 arriveranno altri giochi sicuramente belli da fare. Oddio, mi si è rallentato il tempo. Oddio, c'è Lita. Lita? No, this isn't real. Don't you get it? I never should have been on that boat, Danny. You put me there. We had to leave. Castillo was rounding up everyone. No, Danny. They were coming for you. I should have been with Clara, but I came to the city to say goodbye to you. How was I supposed to know? You took my place in Libertad. You just left my body rotting on the beach. It should have been you. Ci sta manipolando, vedi? I'm sorry. You had to be the lucky one. How does it feel? Porca madonna. Oddio, ma sta prendendo a fuoco st'auto. Che cazzo è? Fa cagare sta macchina, tra l'altro. Che cazzo è ora? Buongiorno. No. Your big American dream? That's a terrible thing. The Solver Body Shop has such a better ring to it. Alejo? You know what Huérfano says to me? He screams, pity, fuck you. I was supposed to be drowning in Yankee pussy. You weren't supposed to die. It all happened so fast. I wasn't supposed to die. Is that all you have to say, Nathan? You left my fucking corpse on that rooftop. They were going to kill us too. Mamma mia, raga. Dai. Questo ci sta manipolando sto veleno. Vedi, vediamo i morti. Veloce, Mattia, levati dai coglioni. Danny, you're next. Paolo, keep her steady. I shouldn't have left her. It was fucking Bembe. He sold us out. Beh, porca puttana, dobbiamo ucciderlo. Danny, what are you doing? Danny! Listen to me, Danny. Drop the knife.
Porca puttana, raga, che scena. Welcome back. Fantastico. Australia. You're both lucky you have the best doctor in Yara. Where's Paolo? Just outside. Said he had a war to plan. Now cut yourself open again, and I am not putting you back together. Che con il dolore, raga, proprio è arrivato Dani al punto da sventrarsi da solo. Mamma mia. Operazione completata. Raga, sono state 2 missioni fantastiche, ma soprattutto questa qui. Questa qui veramente pazzesca. E quindi molto probabilmente Benbè ci ha venduto. Siccome mi sta sui coglioni da circa 3 episodi, non vedo l'ora che nel prossimo episodio si spera che possiamo finalmente incularlo, perché veramente deve morire nelle maniere più atroci che esistano. Signori, detto questo, io vi saluto per questo episodio e noi ci vediamo nel prossimo episodio con Far Cry 6. Mi raccomando sempre il like tattico, che a voi non costa un cazzo e a me fa comodo. Alla prossima, ciao belli miei.